Molto chiaro. Per una brutta notizia ce n'è anche una di bella invece, che riguarda un intervento avvenuto al Cafoncello di Treviso, dove è stato ricostruito il cranio a un bambino di 1 anno. Anche qua un ascoltatore dice: rispetto a questa cosa qui, insomma, meno male che la sanità funziona. Beh, direi che noi abbiamo una sanità eccellente, poi per carità, noi siamo una lamentopoli, faremo sempre di più, faremo in modo che le liste d'attesa vengano ridotte a zero, e vi annuncio già che abbiamo un grosso progetto nelle prossime settimane da presentare, perché questo è l'obiettivo. Però voglio anche ricordare che, insomma, come si curano i cittadini veneti non si curano da nessuna parte. Prova ne sia questo bimbo di 1 anno, ha avuto ricostruito, ovviamente con un modello fatto al computer eccetera, ma la maestria dei nostri chirurghi che hanno ricostruito il cranio a questo bambino, e quindi gli danno prospettive di vita. Questa è la sanità del Veneto, la sanità col più alto numero di trapianti, il più alto numero di donatori, e la sanità che si fa l'operazione, si installa un cuore artificiale, cosa di 2 settimane fa, professor Gino Gerosa al centro Gallucci di Padova, per la prima volta si è installato in un bimbo un cuore artificiale. Insomma, è la sanità di qualità che i veneti si meritano, perché hanno lavorato tanto, lavorano tanto, pagano le tasse, e questa è la sanità che voglio andare. Se qualcuno vede qualcosa che non funziona, mi chiami 041 279 28 63, 041 279 28 63, mi chiami. Voglio ricordare che noi abbiamo 68 ospedali, 60.800 dipendenti più altri 30.000 che comunque indirettamente sosteniamo con il loro stipendio. Se c'è qualcosa che non funziona, se me lo segnali, è più facile che magari io riesca a intervenire. Ecco, ricordiamo che anche sul sito della regione ci sono tutti i modi per mettersi in contatto proprio con voi direttamente, segnalare le cose. Senta, una telefonata invece che è arrivata poco fa, è Alberto di San Donà, che chiedeva, adesso non so se lei può rispondermi in questo senso, rispetto all'alluvione del 76, visto che lui insomma ci tiene al Piave eccetera, non è stato fatto niente, in che situazione sono passati un po' di anni ormai. Non so se lei ha tragica del 66, non è stato fatto praticamente nulla. Io sono il primo che ha posto questa questione nel 2010, ho chiesto 2 miliardi e 700 milioni di euro al governo, ed è una partita che si deve risolvere, la messa in sicurezza del territorio. Adesso rivediamo anche i progetti di finanza sulle strade, perché magari togliere soldi a nuove strade e darli al dissesto idrogeologico penso che sia la vera strategia. Però voglio ricordare che per fare le opere ci vogliono i soldi, e noi non ne abbiamo, perché Roma continua a tagliare. Questo lo devono capire i cittadini, perché noi stiamo facendo le acrobazie per far fronte a questo taglio che è immane, che arriva da Roma. Roma ci dirà fra qualche mese, qualche anno, che ha ridotto la pressione fiscale, ma si dimentica di dire ai cittadini che ha costretto magari tutte le regioni a applicare tasse per non chiudere gli ospedali, cosa che noi non vogliamo fare. Io la ringrazio come sempre per il suo tempo e per rispondere alle nostre domande. A lunedì, arrivederci. Arrivederci a tutti, buon lavoro. Quello che pensi, le tue esperienze.